Bentrovati amici di Partenope TV e benvenuti alla terza puntata di A Tu per Tu. Che bello entrare nelle vostre case e darvi le giuste nozioni di musica napoletana, altri aneddoti che ci rappresentano del tutto e soprattutto darvi la fortuna di avere uno degli artisti tanto acclamati della nostra Napoli quest'oggi. Ciao Antonio D'Addio, prof. Ciao Ida, è bello ritrovarsi, insomma Sì. siamo già alla terza puntata, i riscontri sono belli e notevoli. Ringraziamo subito il nostro editore che tra l'altro è qui negli studi oggi, Angelo Lucero, il direttore artistico Renato De Carmine, tutta la stampa che ci segue, Roma, Cronache di Napoli, Lo Strillo e Casoria 2, tutta la stampa web. Siamo tanto amati e coccolati anche dalla stampa. Amati e coccolati dalla stampa, ma gli artisti anche che siedono sempre al centro di tutto in questo super salotto che ormai è diventata un po' casa nostra, diciamocela tutta. E grazie anche alla collaborazione di varie emittenti radiofoniche che fanno sì che il nostro A Tu per Tu, ecco, viaggi senza alcuna sosta. Infatti vado a ringraziare immediatamente Radio Amore che è sempre con noi della famiglia Romano, ma questa puntata andrà in onda lunedì alle ore 22:30 anche su Radio FM Music. Frequenze. Frequenze, te le dico subito, io che frequenze, 104.30 MHz e 91.50 MHz, quindi due frequenze in FM. Ovviamente potete ascoltarci anche sulla www.radiofmmusic.com, ma adesso siamo a Partenope TV e arriva il momento Per la terza puntata? Per la terza puntata, hai capito? Un Già ospite, sono passate 3 puntate. ma per la terza abbiamo scelto il meglio proprio. Hai capito? Dobbiamo raccontare tanto perché chi meglio di lui può raccontarci la Napoli di una volta e anche la Napoli di oggi. Anche perché sta ottenendo tantissimi anche risultati e soddisfazioni. Pensa che la gente lo segue da una vita, forse saranno 40 anni su per giù, oppure 50, oppure 50 e tra un po' festeggeremo anche insieme a lui. Penso che abbiate capito, no, di chi stiamo parlando. Ce lo racconterà adesso lui. Sentiamo. Ci racconterà lui tutti, diciamo, gli anni principali della sua carriera. I migliori anni della sua vita. Gli anni della sua vita ce li racconterà qui adesso in diretta. Quindi al 3 lo chiamiamo. Vai. 1, 2, 3, Mauro Nardi. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Buongiorno, c'è il sole. Ciao. Come stai? Va bene per tutte le ore questa trasmissione. Sì, Come sì, sto? La legge del teatro dice: il più grosso dolore lo devi nascondere. Oggi sono il Mauro Nardi che conoscete tutti, però ho un dolore dentro, poi dopo ve lo dirò. Allora, no, prima di partire vorrei ricordare un grande amico che un ci ha fratello per tenuto me. compagnia sempre, in ogni puntata nostra era sempre presente perché amava Tu per Tu, amava il nostro editore Angelo Lucero. Infatti sì. Angelo Lucero sta male tantissimo insieme a tutto il team di Partenope TV, il nostro amico Ciro De Fortis. Anime pan. Pensate che lui si appiccicava sempre qua, Giuda raccomando, Mauro Nardi, la trasmissione, e poi è stato uno dei nostri una persona che mi mancherà. Panificio Meri. Un saluto e ci stringiamo al dolore di tutta la famiglia. E questa puntata la dedichiamo proprio a lui. Sì, allora, perché io la trasmissione gliel'avevo detto al figlio, ho detto mercoledì Cesaro lì a fare l'ospite e la faremo per lui, per tenerlo in compagnia, mentre invece non mi è stato possibile. Però lo stesso, perché lui sicuramente ci guarderà. Allora, quindi diciamo The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare, certo. Avrebbe voluto così, Don Ciro. Sì. Panificio Meri, Ciao, Don Ciro, portaci sempre con te, un saluto. Allora, ci accomodiamo adesso e cominciamo questa chiacchierata con Mauro Nardi. Diceva Ida 40, 50, quanti anni di carriera sono? Esattamente dal 78 con l'orchestra di Desideri, 79. Siamo lì. Ma giusto pochini di anni sono passati. Cosa ti ricordi del passato, degli anni per esempio 70? Allora, degli anni 70 mi ricordo che il primo concorso di voce nuova che ho fatto io al Teatro Bracco, mi ricordo che era l'anno che era uscito i 100 appuntamenti di Mario Merole che andava fortissimo e io facevo il concorrente al Teatro Bracco che a me, guarda una cosa che sto svelando qui, guarda è una cosa bella, io lavoravo il meccanico d'auto al Vico Mototoncelli all'Arenella. Io quando andavo vedevi anche la salopetta. Troppo bello. Troppo bellina. Quando andavo a ordinare il caffè, perché il telefono era raro, capito? Io mi sempre a cantare.
e lì abitava Beniamino Maggio. Ah. Allora io mi ricordo, mi è rimasto indelebile quel sorriso suo, io non sapevo che era Beniamino Maggio. Disse, "Shh, vieni qua." Allora io sono salito perché non c'era quella preoccupazione. Mo se ti chiamo qualcuno dice ma dai, io sono salito, ma tu tieni una bella fucilla. Ma non si cazzo, e io abito a Salvatore, al museo Piazza Tana. Disse porca miseria, vai sotto alla galleria che c'è un grande festival che devono fare. Il maestro Caruso, che era il direttore del carcere minorile giù a Pontecorvo, e c'era messo Pio Baldassare. Sono andato lì a nome suo, io dissi mi manda Beniamino Maggi. Tutte le porte aperte. No, ma io non sapevo chi era Beniamino Maggi. Perché 70, io avevo esattamente 54, 73, 16 anni. Piccolo, sì. Che cosa feci? Quando io ho iniziato a cantare mi hanno provato, si sono fermato. Perché? Sono fermato perché... Sono rimasti folgorati da questo. Perché diciamo che il Signore a me mi ha fatto nascere proprio, sai, intonato, musicale e clavucilla. Allora, e poi lì mio padre era un socio del CRAL del Comune di Napoli, perché stava all'ufficio tecnico del Comune di Napoli. Quando dici come ti chiama? Borrello Antonio, ma dove abiti? Qua al museo. Ma tuo padre come si chiama? Giovanni. Che suo figlio è Giovanni Borrello! Io me ne sono scappato! Allora Marona eri ben ammanigliato, come si vuol dire. Ma tu che non lo sapeva però. Però quando sono andato lì a cantare Montesanto, giù al teatro Bracchera a Montesanto. Sì, a Montesanto. Mamma mia, che grande successo! E diventò il cantante del quartiere, i matrimoni, cose. Chi scelse il nome Mauro Nardi? La figlia di Claudio, la Patrizia Baldi. Sai dove? A Catanzaro Superiore, ne stava con lo show, io mi chiamavo Tony Poppi. Tony Poppi. Perché mi piaceva la musica pop, Yosan, Led Zeppelin, Avete capito? Mauro Nardi all'epoca si chiamava Tony Poppi, lo sapevate voi? Fateci sapere attraverso anche i vostri messaggi. C'è ancora ospite d'onore, Tony Poppi. Tony Poppi, bello però, guarda. E poi la moglie di Claudio Villa ti ha cambiato il nome. Patrizia, sì. Baldi disse, Tony Poppi, tu la musica ti sei perché la madre disse tu devi fare Mauro perché è un nome elegante, Nardi perché c'era i Nardi, non so se vi ricordate, a rischia tutto, quel campione, super campione, stava in bocca a tutti e lei disse togli i Nardi che è popolarissimo, Mauro è elegante, poi è elegante, vabbè, comunque il nome è elegante e così nacque Mauro nacque col maestro Gianni Desideri. C'è da dire anche, mi ha nominato una grande persona, un grande impresario, Franco Baldi. Tonino Fusco, Fusco, tanti impresari con i quali tu hai avuto veramente uno stretto legame con la musica. Fino poi a Claudio, che poi racconteremo anche. Mamma mia. Gli aneddoti di Claudio. Se sapesse per avere la conferma per diventare il cantante dello show, che sa ma aiuta a fare. Sì, perché diciamolo alle persone più giovani, all'epoca c'era tanta gavetta. Caspita. C'era la galleria e lì si faceva gavetta. Io mi ricordo che a Dai Giuda ci stava Luciano Rondinello, c'era Barrucci, il grande Barrucci. Il papà di Enzo? Proprio Enzo Barrucci. No, Enzo, il papà. Ho detto bene, il papà di Enzo. Il papà di Enzo. Che lui era il grande della Zeus nazionale e mi ricordo che mi hanno provato lì tramite Baldi, disse proviamo a sto ragazzo. Quando sono andato lì chi mi ha provato a bere? Il maestro Tonino Esposito. E cantai 100 appuntamenti, dice tu hai una voce troppo bella per un cuore e poco, hai 16 anni. E chi mi era innamorato? La voce che mi... E poi man mano... Da questo provino poi Mauro Nardi... Nell'ambiente. Dappertutto, nell'ambiente. Come sei mise? Tra sute secche, sei mise chiatte? 100.000 lire un mese, sapevo quando partiva e non sapevo quando arrivava. Però. Appunto, per questo ti chiedo. Mi pigliava anticipato perché tenevo per me vestire. Capito? 10 degli 11 figli, non è facile. Quanti eventi hai fatto? Mamma mia, non ti dico. E quanti giri, quante città, Madonna mia, mamma mia. La conosci per sopra e per mamma mia, una volta io ho fatto con lo show di Gianni Desideri, direzione, cioè orchestra della RAI senza rete,
Io ero l'unico cantante napoletano, aveva 17 anni, e mi ricordo lo show e poi c'era magari ospite d'onore, Mario Abate. Poi andavamo a condurci un paese che hanno Sergio Bruni. Io ho fatto anche con Aurelio Fieri, aspetta, come si chiama? Montella. Sì. Montelli, il paese Montelli. Ah, ok. Sergio Bruni, allora Paese delle l'orchestra Castagne. è Sergio Bruni. Aurelio Fieri era di Aurelio Montelli. Fieri, devo dire. Allora, nella piazza di Montelli, l'orchestra Gianni Desideri, fuori programma Sergio Bruni. Ho degli aneddoti, vabbè, sono Rai 4. Rai Uni, sentite a me. Rai 1 invece con Gianni Desideri hai affrontato anche una bella tappa. Sì. Tante altre poi si susseguirono in quegli anni. Avevi 19 anni? Sì, però devo dirti una cosa, quando io ho fatto la Rai, noi eravamo proprio che... Perché sbuffi? Perché sbuffi quando eravamo quel repertorio, capito? Se ti chiamasse ora la Rai No, invece... tu pensi che io per fare la Rai sai con chi? Mino Raidano a Torino perché aveva fatto Ci stiamo insieme, arancione, ci stai pure in 90. Aspetta, di Cocciante che in era napoletano, di Cocciante, in napoletano. Se stiamo insieme ci sarà un perché. Perché le piacevano allora, hai capito? No, vabbè, stiamo Ma dicendo tante Come si cose. dice, è un'enciclopedia proprio vivente. No, ma Mauro Nardi, con tutti vero. questi Ma aneddoti per questo la e tutte fortuna, queste persone che ha incontrato. La fortuna di averlo è anche da parte loro. Ma io ringrazio Ritenetevi il pubblico perché io, diciamo, le mie generazioni, le generazioni di supera tutto, fortunatamente il Signore mi dà la salute perché sennò che cose, capito? Poi nasce anche una solida amicizia con Nino D'Angelo. Sì, con Nino D'Angelo ho avuto un gran bel rapporto. Perché ho avuto? Ce l'hai ancora? No, sto pigliato con. Ma come c'è? Perché si è asciugato questa cosa? Perché da copione. Perché stiamo raccontando la storia, stanno i vari dischi. Ci sono degli aneddoti. Vabbè, non ne parliamo. Guarda che io ho dei successi di Nino, Sì. ho grandi successi di Nino. Mi ricordo che la prima volta in Sicilia l'ho portato io, l'ho portato in Sicilia e in coppa a carrozzella io andavo per la zona di Aucciaria, dei posti popolarissimi e io dicevo, a me mi conoscevano perché cantavo le canzoni di Mario Treva, Mario Merala, Tony Bru, di tutti, sì. E già in Sicilia. Ma in Palermo intendo essere grande popolare non avendo successo perché si parlava di Palermo centro, però già si in Agrigento, non mi sapevano, voglio dire, però è il cantante che era molto seguito e piaceva a Palermo. Mi ricordo me la sono portata, Goppa Carrozzella e sulla carrozzella facevi e un cantante che canta ship, la canzone un latte pamericino, non so se te la ricordi questa? No, a a storia mia. La partorente l'abbiamo fatto 4 brani, un solo turno io e lui, con Augusto Visco. Io ricordo Illusione e lui a partorente e Te desidero e te voglio. E sono cose che come fai alla... Il secondo l'illusione? No, o l'amica di papà invece? No, questi sono sono venuto dopo. Sono venuti dopo? Sì, con la discografia che De Paulis. Sì. Marate, c'è, riesce qua, brava, non so se si Gaetano, questo tempo buono, non so se si metteva Quindi Nino è stata D'Angelo. un'amicizia bella. Sì, certo. La bella... Intensa. Mo sto pigliato collera perché mi ha rifiutato un video a un grande professionista, a una professionista. E lo dico a tutto il mondo questo. Perché lui che dice che è generoso, i generosi mettono l'artista a parte. E io gli ho chiesto un video per una dottoressa, sorella di un gran professore del Pasquale, perché io ho donato mascherine durante tutti gli ospedali, non ho chiesto niente a nessuno e non ci fatto neanche pubblicità, però le ho date e questi si ricordano di Mauro Nardi. Quando hanno visto Mauro Nardi e Nino D'Angelo, Casatir, la pastiera, e io gli dissi, guarda, questa è una professionista che se non manco a TikTok oppure manco no, mi deve fare la cotta di fame, no Mauro no, io dopo la copa così, non è cose proprio, non siamo per appiccicare la famiglia mia. Ma non
c'era niente di male. Però noi la settimana prima abbiamo fatto un video a un signore, Francesco, che anche lui poi dopo è morto. Ma non è prima fase di morte, ce l'ha pure viva. No. Ma poi quello è un Pensiamo ai professionista. Vabbè, questa è la collina di Nina e Bettapappa, è amico mio. Vabbè, ad addio? Adesso sì, Cosa no, prepariamo? cominciamo a vedere un po' Vai. qualche fotografia. Il blocco numero 1, vediamo un po' un Mauro Nardi un po' più privato, non cantante, e poi ci racconta Mauro Nardi com'è in privato. Ovvero, un ciaccio. Questa puntata, lo dico ancora, Sì. l'ho detto inizialmente, la dedichiamo fortemente al nostro grande amico che ci ha lasciati. Troppo presto, Pochi giorni Ciro, fa, troppo presto. Ciro Panificio Meri, che è stato uno dei nostri partner ufficiali, quindi ha reso tutto migliore Ciro. Quando veniva in TV lo abbracciavamo tutti perché sentivamo proprio la fratellanza, sentivamo comunque la bontà in quell'uomo, quindi da parte mia, Angelo Ciero e Renato De Carmine insieme ad Antonio D'Addio ci uniamo proprio a questo grande dolore della famiglia De Fortis, giusto? Ok. Come concludiamo in genere, Ida? Mi aspettavo che la dicessi tu la No. domanda perché ero appunto ero nel pallone. La domanda è tua, devi farla tu. Allora, Mauro Nardi, visto che siamo in chiusura, io direi di fartela questa domanda. Come ti sei trovato a raccontarti da tu per tu? Mi sono trovato bene. Spero che Hai parlato anche in italiano, voglio dire. ho Quindi parlato bene. Hai parlato bene. Tutto questo bene. è il bello. E Ok. chiudiamo con questa sorpresa. Vai, Che chiudiamo con sorpresa questa è? sorpresa. Ida, raccontaci. È Il una nuovo sorpresa, video. il nuovo video di Mauro Nardi. Sarà il nuovo singolo di Mauro Nardi, si è cresciuto insieme a me. È bella questa. Quindi Bello. Antonio, Ve lo cosa re- c'è da dire? Che ve lo regaliamo in anteprima questo video. Sì. Vi auguriamo una buona settimana, ci vediamo la settimana prossima e buona vita a tutti. Grazie Mauro Nardi. Grazie a te Grazie. Tony, grazie alla mia grande Ida. Grazie. Un bacio a Ti tutti. vogliamo bene. Ciao! Ciao.